barchetta di patata con prosciutto e provola. Guardate qua. Buonissima. Andiamola a preparare insieme, dai. Oggi ci facciamo le barchette di patate. Patate bollite, divise, svuotate e messe assieme al prosciutto cotto, provola, uova, parmigiano, sale e pepe. Quindi e poi infornate. Quindi iniziamo dividendo le patate con la buccia e svuotandole, facendo attenzione di non rompere il guscio esterno, perché poi dovrà contenere tutto il ripieno. Ecco qua, dovremmo fare un bel guscio. Andiamo avanti a svuotarle tutte quante. Mano a mano che le svuoto, le sistemo su una placca con carta da forno. Ecco qua, le ho svuotate tutte, le metto un attimo da parte e mi schiaccio così, stesso col cucchiaio, tutta la polpa della patata. Me la schiaccio per bene. Posso anche utilizzare le mani se mi rendo conto che non vado bene. E così, guardate. Una volta che ho schiacciato per bene con le mani, io mi sono aiutata, tutta la polpa metto il parmigiano, un poco di sale, pepe, uovo, mi lavo le mani e continuo ad impastare. Mescolo tutto il composto, lascio il cucchiaio, continuo con le mani. Quando avrò ottenuto un bel impasto amalgamato, aggiungo anche il prosciutto cotto e provola e mescolo per bene. Aiutandomi sempre con le mani, a questo punto io prendo il mio guscio di patata e lo riempio così col ripieno. Ecco qua, guardate qua come sono belle le mie barchette di patata. Quante le ho riempite tutte, mi bagno un po' con la mano e le compatto così, le compatto tutte quante con la mano bagnata. Una volta che sono tutte belle compattate, eccole qua, io le spennello con un poco di olio. Voglio mettere un'altra grattatina di formaggio, così verrà una crosticina sopra ancora più saporita. Ecco qua. Ecco qua. Siamo pronti per il forno. 200 gradi, una ventina di minuti. A dopo. Barchette di patata con provola e prosciutto. Che c'è voluto? Presto fatto!